Saluta a tutti e compa qui in Urezza, rimane Ermuno Gazayanca. Oggi siamo in Peurezza e mi ridroa un giovane musicante di Pedro Francesco Ciani. RCFM e Campa Qui. Allora, o Baese sono sempre stato qui, da Boitiugu. Sono sempre stato tra Bastia e Beurezza, che mio parente lavorava in Bastia, ma sono stato arrivato qui con i miei cari e a Mozia. Ed è o Baese più che una passione per me, una storia d'amore di radio. E no, veramente è un luogo, mi sento mi piacerebbe fare la vita di radio. Allora sono in seconda anno di studi corsi all'Università di Corsica in Corti e mi piacerebbe fare noi l'anno che viene di settembre qui o debut di musicologia che sarebbe qui. Allora stare con la musica e con la cultura corsa è stata sviluppata con la passione soprattutto e ho cominciato la musica pochi anni fa, ho cominciato il violino también fa 3 anni fa, mi sono piaciuto di passione e dunque ho raggiunto i gruppi come Certi Uno, una verano pochi tempi fa e mi sono piaciuto di passione, tanto ho creato una spesa di lei con la cultura, infine mi campo. Bon, a me mi piace assai gli strumenti a corde e il mio preferito sarà il violino, penso. Il violino, perché sono una berta di Sermano assai conosciuto per il badiele e per il violino. Dunque ho un filo a tenne, penso. Allora, al conservatorio mi sono iscritto fa un anno e mezzo fa. Mi imparo assai per il solfeggio, anche per tenuta di strumento. Nel conservatorio mi ha assai aiutato. Ora sono di nuovo con l'archetti, con l'amico di l'archetti, tutti i violinisti. E no, veramente una gampa. Allora ora mi piacerebbe a stare amici dove studio, a stare amici in paese, a casa di Mogacar, arriva appena a casa e di fare musica qui, spero. Allora già suonare un pezzo di violino tradizionale di Sermano, si chiama Badiolo e suonato durante il primo disco di Ganta da Felice Antonio Guelfucci. E domani compieremo di nuovo in musica, saremo in paese di Biezzole e ridurremo un giorno che campa da voi sempre di questo paese di Ange Louis Guastali, dunque per compiere la nostra spaziata Orezinca a domani dunque per Campa Qui. RCFM e Campa Qui.